Sciopero e occupazione simbolica del municipio di Borgo Valbelluna. È altissima la tensione fra i lavoratori della ACC per il blocco imprevisto della trattativa che sembrava ormai ad un passo dalla conclusione. Il progetto Italcomp si è arenato e il futuro dell'azienda è quanto mai in bilico. Di nuovo in mezzo alla strada per salvarci il nostro posto di lavoro. Tutto là, mi non ho più parole perché ormai guarda. Stiamo lavorando bene, che stiamo facendo straordinari perché ci sono tantissimi volumi, scendere in piazza per mantenere il posto di lavoro in queste condizioni è una cosa un po' assurda secondo noi. Da più di un anno ACC lotta per restare in vita. Nel corso di quest'anno ha incrementato i volumi di produzione, ma nonostante le innumerevoli richieste di incontro giunte sul tavolo del neo ministro Giorgetti, ad oggi da Mise solo silenzio e assenza. È un silenzio assordante, nel senso che gli appelli sono arrivati da parte nostra a tutti i livelli, parlo del sindacato, ma anche a livello istituzioni. Questi lavoratori oggi ricominciano, purtroppo e tristemente sono abituati, ricominciano a una mobilitazione, a uno stato di agitazione che comincia solo oggi. Siamo ancora qua, dopo mesi di silenzio da parte del governo abbiamo dovuto ancora impegnare le strade per far sentire la nostra voce. Preferiscono farci vedere in mezzo a una strada senza lavoro, senza stipendio. Perché le bollette noi le mandiamo allo Stato, non le paghiamo più. Se questo è il governo dei migliori, che lo dimostri e lo deve dimostrare attraverso l'attuazione di questo piano industriale che tutti hanno salutato come un piano che può rilanciare l'industria italiana. Questa è un'azienda viva grazie a questi lavoratori che l'hanno tenuta in piedi per più di un anno senza un euro di aiuto esterno. A questi lavoratori il Paese deve una risposta. Il governo, il ministro Giorgetti deve convocare il tavolo per la nascita di Italcomp, dietro al quale ci sono 750 lavoratori, 750 famiglie fra Torino e Belluno che attendono una risposta a un loro diritto, il diritto di lavorare. Ma noi non abbiamo tempo da perdere, lo sappiamo tutti, le banche devono sostenere questa ripartenza. Sappiamo che il presidente Zaia sta sollecitando l'intervento di Giorgetti, ma finora non abbiamo nulla e questo è drammatico perché rischiamo di piangere una situazione che poteva dare speranza di lavoro. Il primo cittadino di Borgo Valbelluna è stato per tutto il giorno fianco a fianco con i lavoratori. Adesso il tempo è scaduto. Come ha detto ieri l'assessore regionale Donazan, dobbiamo avere risposte precise da parte del governo perché non c'è più tempo per aspettare.